Buonasera, se vi ricordate un paio di settimane fa abbiamo avuto come ospite l'abate generale dell'ordine cistercense, praticamente l'acqua santa. Oggi ci tocca il diavolo. Lui è un cantautore rock fiorentino molto amato nella Svizzera italiana, dove ogni tanto si esibisce, pensiamo a Moon and Stars, e dove mi risulta che si sia beccato una volta anche una multa mica da ridere. Chissà, forse glielo chiederemo. Anzi, glielo chiediamo subito. Piero Pelù, buonasera. Parti subito con la domanda facile. Con la domanda facile. La multa, cos'è sta storia? Ho Se saputo sono di qua vuol dire che l'ho pagata. Ecco, ma dopo dipende uno come le paga le multe anche, però... No, l'ho pagata bene, l'ho pagata appena è arrivata. Una multa... A me mi piace essere in pari con tutti. Era una multa in pace con tutti. Era una multa di stanchezza. Perché io stavo arrivando da Berlino, in uno dei miei soliti viaggi un po' folli che faccio ogni tanto, ero stato qualche giorno a Berlino, rientravo, ero abbastanza stanco. E di notte, tipo alle 4 di notte, tra il fuori e una galleria non è che ci sia molta differenza, quindi ero entrato in galleria a 130. Ecco, vabbè. Invece che a 100. Invece che a 100, insomma. Ragazzaccio, distratto. Esatto. E dopo un mese mi è arrivata sta bomba. Ritiro la patente? No. Insomma, c'era la minaccia. C'era la minaccia anche di non poter più rientrare in Svizzera. Quindi ho detto, ma sai che? Ma perché? Ma senza patente per te sarebbe... Quando si sbaglia si paga. Sì, assolutamente. Questa è una regola fondamentale. E tu, se uno che la faccia ce la mette, se c'è da pagare un conto lo paghi. sempre messa la faccia, certo. E senza patente la tua vita sarebbe più complicata? Beh, non lo so. Senza patente oggi come oggi è un po' difficile, però forse farei come il vostro direttore, girerei con la bicicletta elettrica. Ah, sei informato. Andare nel lago. Con la muta. Mi giungono queste notizie. Ah, sì, con la muta. Però con la muta. Okay. Io infatti me l'immaginavo tutto cosparso di grasso di foca. E dentro nel lago. Un po' d'acqua qui c'è in un bicchiere. Grazie. Ed è acqua. È un liquido bianco che è acqua. Allora, è un gioco questo, anzi è un'intervista mascherata da un gioco, oppure un gioco mascherato da intervista, chissà chi se ne frega anche. Questo gioco brucia più del fuoco. Già, sì. Allora, l'amore brucia anche questo, l'imperatore, autorevole e autoritario, tu sei uno che sta sul pezzo, vuoi tenere tutto sotto controllo con le musiche, poi la morte nei tarocchi. Poi quella messicana. Quella messicana, l'eremita, la fortuna oppure il matto, Piero Pelù. Da cosa cominciare? Sì. Ma cominciamo... Matto, fortuna, eremita. Fortuna, che ci vuole sempre un po' di fortuna, no? Sì, però le cose tu sei uno che se le va a poi bisogna costruirsele, no? Chiaramente. Anche la fortuna è una cosa che si costruisce. Mm-hmm. Non è che... Cioè, guai a aspettare che le cose piovano dal cielo. Però sei uno che lotta per ottenere quello che vuole. Sì. Da ragazzo la chitarra rock magari non era proprio... Io, da quando la mia famiglia, che saluto e che adoro, però mi voleva dottore, a un certo punto nell'adolescenza ho avuto uno scatto. E questo scatto è stato attraverso la musica. Prima i Beatles, poi i Black Sabbath, poi i Genesis e poi il punk, i Pink Floyd e poi il punk. Con il punk è partita la bomba, come si dice a Firenze. E il babbo che diceva? Perché a Firenze si dice il babbo, no? Il babbo e la mamma. Il babbo e la mamma all'inizio erano un po' preoccupati perché pensavano, vedendomi così strano rispetto alla, diciamo, alla normalità della città di Firenze, abbastanza borghese, pensavano che il fatto di essere così strano significasse essere, ad esempio, drogato. Io mi sono sempre dichiarato contro, e ben schierato, sia ben chiaro, contro le droghe, soprattutto le droghe pesanti, eroina, cocaina. Ci metterei anche la caffeina e la nicotina dentro, guarda. Ci sono certe persone che ne sono ben dipendenti. E quindi in realtà avevo le idee molto chiare, cioè io pensavo da grande di esprimermi attraverso un qualche cosa di artistico. Quel qualche cosa poi si è materializzato nell'immediato nella musica, però parallelamente anche la fotografia, la grafica.
E anche il video, insomma, io sto parlando dei primi anni '80, quindi i primi videoclip erano qualcosa di grande avanguardia, no? Quindi fare le prime regie dei video, curare le prime copertine dei Litfiba in questo caso, e poi ho continuato a farlo negli anni. E questa cosa mi è servita tantissimo perché per me scrivere una canzone o fare un album è, come dire, è un progetto completo, non è che si ferma solo, tra virgolette, alla musica, alle parole, agli arrangiamenti, alla produzione, ma anche all'immagine della copertina, all'immagine mia, del gruppo, a pensare ai video. Ecumenico, come gli artisti del Rinascimento a Firenze, che erano architetti, pittori, scalpellini, facevano di tutto. Secondo me, io penso che sia giusto, ma io so fare anche l'idraulico, all'occorrenza, se serve. Il meccanico, adoro fare il meccanico. Mettere le mani in pasta. Allora, mettiamo le mani in pasta invece con il gioco del mondo. La fortuna è sulla casella della partenza. Ta-da! Lanciamo il dado. Vai, guardiamo Dopo un po' qui che bisogna cosa capire viene se... fuori. Ecco, facciamo un 4. Quater. La sposto allora, 1, 2, 3, i quater. Ecco, ti ricordi, Piero, di voltare la casella? Ah, sì, ci ricordiamo giusto. dove siamo stati. Ah. Oh, le vittorie, mamma mia, tu hai venduto milioni di dischi. Dov'è la vittoria? Però c'è un... Porga la chioma. Dov'è quando Piero Pelù ha capito, vabbè, uno dice affronto i genitori, affronto... però il liceo classico te lo sei sciroppato, latino e greco. A un certo punto, certo. però, quando hai capito, Piero Pelù ha capito di essere Piero Pelù e di essere destinato al successo. No, allora è una domanda molto delicata perché il successo per me è uno status molto pericoloso per ogni individuo, perché in qualche modo il successo porta a cambiare qualche cosa dentro di te, sempre. Quindi quello che a me piace dire è che, e in realtà anche perseguire, cioè il mio obiettivo, il mio target si direbbe, è quello di raggiungere sempre nuove tappe in questo percorso artistico che ho intrapreso qualche anno fa. Quindi ecco, se si può parlare di successo, per me il più grande successo in questo momento ad esempio è essere qua, dopo 37 anni che suono prima con i Munions e poi con i Litfiba e ora anche un po' da solista, insomma riesco a fare tutte queste esperienze insieme perché amo la musica, ho bisogno di esprimermi in tanti modi. Ecco, il successo per me è questo, cioè quello di questa grande scommessa di trovare sempre qualche cosa di nuovo da dire. Ed è difficile, chiaramente, molto difficile, perché il mondo fuori di te cambia delle volte, spesso, anzi quasi sempre, non nella forma in cui tu vorresti. Quindi tu ti devi anche sapere adattare. Lo spirito di adattamento è il più grande obiettivo che può raggiungere un essere umano, perché il mondo è sempre in eterna rivoluzione. Quindi tu stai dentro alle storie, stai dentro alla storia, stai dentro alla tua realtà, se sei abbastanza sveglio, intelligente e volenteroso anche, perché ci vuole grande volontà a vivere e interpretare quello che sta succedendo intorno a te, anche se non ti piace. Allora, chissà se ti piacerà la prossima casella con il dado. Vediamo dove ci porta la fortuna di Piero Pelù facendo un 2. Il lavoro. Andiamo sul lavoro. Il lavoro. Io ti ho visto suonare, perché abbiamo parlato di Moon and Stars, ma ti ho visto anche a un concerto, credo maggio 2016, ad Ascona. Certo, bellissimo. Tu mi hai dato possibilità di intervistarti e cosa succede? Mi dici, la facciamo dopo il soundcheck. Io ho detto, ragazzi, fra 10 minuti si fa. Sono passate 4 ore e sul palco non c'era nemmeno il basso. Piero Pelù microfono, una batteria e un chitarrista mostruoso. Luca Martelli, 2 musicisti mostruosi, Luca Martelli e Giacomo Castellano. Incredibili. Con i quali sono riuscito a creare questo mondo sonoro rock, e non solamente rock, perché nella mia musica ci sono tante influenze, però principalmente rock, con una batteria e una chitarra. Però per me è stato molto istruttivo aspettare, guardarti. Ero un po' nervoso, dico, insomma, Piero Pelù, una cosa, dovevo fargli l'intervista. Vedere che Piero Pelù la cura e il dettaglio nel soundcheck. Sei stato lì, credo, davvero 3 ore. Sì, 3 ore tutte. E quindi
quanta fatica c'è alla fine per arrivare su un palco? C'è tanto lavoro. Il lavoro. C'è tanto lavoro. C'è tanto lavoro che naturalmente non è che si esprime solamente nel momento in cui sei sul palco, perché tutto quello che c'è prima, tutta la preparazione, la preproduzione, chiamiamola così, è quella fondamentale per poi arrivare sul palco preparati. Quindi, tipo, quando ci sono quelli che ancora mi domandano, allora che cosa vuoi fare da grande? Vabbè. E beh, da grande non voglio mai smettere di sognare, capito? Quello è importante. E il lavoro, questo lavoro che ho avuto la fortuna di poter continuare a coltivare in questi anni, mi permette anche di sognare un po'. Bene. Andiamo oltre? Vai. Dai, oltre il lavoro. Vittoria, lavoro. Facciamo uno, ma sei... Ma davvero? Ma fai... Il nido d'amore. Il nido d'amore. È la famiglia. Io ho visto al trucco, sei arrivato con tua... Sono con mia figlia, la più piccola delle tre, Zoe. Che è un'adolescente. È un'adolescente. Insieme poi Linda e Greta, le due più grandi. Greta mi ha fatto diventare nonno poco tempo fa. Sai cosa mi ha sempre sorpreso? Che tante interviste... Linda, studentessa di antropologia. Sì. Zoe sta per andare alle superiori. Eccoci. Sempre fanno la domanda, io ho letto un sacco di interviste, e sempre la domanda classica, ma che papà è un rocker? Ti sorprende il fatto che la gente si stupisca che un rocker possa essere padre? Mi danno abbastanza del rompipalle a me. Sì, perché uno pensa che il rocker invece sì, vai, fai quello che ti pare. Ma anche per essere rockers ci vuole di molta disciplina, ragazzi. Però c'è poco da fare. Poi è chiaro che il momento del palco è quello della libertà totale, lì quello che succede, succede. C'è l'improvvisazione, c'è il canovaccio, Dario Fo a me ha insegnato tutto del modo di stare sul palco, no? La commedia dell'arte. Però quello che c'è fondamentale da trasmettere ai propri figli, che poi possono essere naturalmente quelli naturali, ma anche in generale quelli più giovani, è una tua esperienza e la voglia di approfondire le cose. Non hai paura di gettare delle ombre sui tuoi figli? Spesso si dice figlio di una personalità, di un personaggio... Cioè ci lavori da questo profilo? Io credo che i figli non debbano mai pagare per le colpe dei genitori, anche se sei figlio del peggior serial killer o del peggior mafioso. L'importante è capire che il proprio ruolo nel mondo è quello di cittadino del mondo, magari con la tua personalità forte anche fuori dal gregge, anche pecora nera, però comunque cittadino del mondo. Questa è una cosa importante, cioè facciamo parte di una grande comunità. Bene, poi chiederò a Zoe, perché adesso ho sentito la tua campagna. Microfoni spenti. Microfoni spenti. Allora, dai, adesso facciamo un 6. Dai. L'abbiamo fatto. Campione io e te, eh? No, mica tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La libreria. La libreria. La libreria. Adoro la mia libreria. Adori la tua libreria? Adoro la mia libreria. Quindi ci sono dei libri che io lavoro circondato dai miei libri e dai miei dischi. I libri e i dischi. Libri e dischi. Ci sono dei libri che hanno le parole e la musica. Sì, esatto. Sì. Ci sono dei libri che hanno formato la tua cultura di ribellione, oppure quella è una lezione che uno impara da sé? Ma un po' sicuramente può essere carattere, un po' può essere anche il DNA, cioè la mia famiglia, io sono nato a Firenze, che tu conosci benissimo perché hai studiato, ma il mio DNA è totalmente apuano, delle Alpi Apuane, Massa Carrara, quindi la grande tradizione dell'anarchia italiana viene da lì. C'è un bellissimo romanzo a proposito di libri di Maurizio Maggiani che si intitola Il coraggio del pettirosso, dedicato al grande Fabrizio De André, che parla proprio di come il nascente e crescente impero romano ha sottomesso le genti, gli Apuani, gli Apui, che non si piegavano allo strapotere centralista di Roma. Quindi molto interessante, che romanzo lo consiglio a tutti, è un romanzo storico molto interessante e dove si parla anche comunque in generale
di questo grande tema che è dell'anarchia, Lugano a Certo. Dio, c'è anche una grande tradizione svizzera Assolutamente. di questa componente della politica che sfugge agli schemi, ma che al tempo stesso necessita di grandi regole anche, naturalmente. Io sono un anarchico pacifista, questo è E ne hai fatte, importante. ci hai messo la faccia, sei andato a cantare a messa. Palermo contro la mafia, Bravo. sei stato in Sierra Leone, poi c'è tutto il tuo impegno sociale, la marcia Trieste-Sarajevo, l'impegno Sì, per in realtà Emergency. noi Ecco, anche questo è un... arrivammo insieme ai Nomadi, andammo. Sì. Tra l'altro ho scoperto che il grande scrittore Henry De Luca, a proposito di Librerie. di librerie, col quale ho avuto la fortuna di collaborare per il film Tu non c'eri, con la regia di Cosimo Damiano D'Amato. Lui fece la marcia a Trieste-Sarajevo e poi ci incontrammo a Sarajevo. Noi arrivammo con i Nomadi, figurati. Sì. Facemmo un bellissimo concerto con grande Augusto, Peppe e gli altri. L'impegno sociale, importante per te. Allora, anarchico pacifista, e adesso, dopo un 6... Guardiamo che cosa viene fuori. Quella casella bianca è inquietante oppure... Secondo me è inquietante, sì? anche perché è totale improvvisazione, no, ma la però dribbliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si va in piazza. Siamo sulla piazza. Andiamo Allora, in piazza? Dov'è che Oh portava my le... God, Dov'è stiamo che... andando in piazza. dove portava le ragazze? In quale piazza? Un giovane Piero Pelù quando usciva da Via dei Bardi. Allora, la piazza per eccellenza a Firenze è nell'Oltrarno. Almeno per me, è Piazza Santo Spirito, per la quale ho scritto anche la canzone Spirito Libero, nel 94. Diciamo, è la piazza che ha sempre un po' raccolto la cultura underground fiorentina. E quindi, che è poi quella con la quale mi sono anche formato, oltre che naturalmente a quello che arrivava dall'Inghilterra, dall'America, dalla Francia. Io sono piuttosto francofono che non anglofilo. E quindi Piazza Santo Spirito, con questa facciata del Brunelleschi, no? Ritagliata. Tutta ritagliata e completamente piatta, senza fregi, senza decorazioni. Io penso per dare più spazio possibile alla fantasia. Infatti c'era un grande artista fiorentino negli anni 70, Mario Mariotti, che per primo ha avuto questa intuizione pazzesca, cioè quella di interpretare la facciata di Santo Spirito con la fantasia più sfrenata. C'è un bar nella piazza che raccoglie, accanto al Cabiria, bravo, accanto al Cabiria al Volume, che è un club fantastico, c'è questo altro bar che raccoglie tutti i suoi disegni della facciata di Santo Spirito, con dentro disegni psichedelici, ritratti di persone, la natura, qualsiasi cosa. Molto molto interessante. Firenze è proprio la tua città, no? Abbiamo detto sei di Massa, l'origine della tua famiglia è di Massa. Carrara, Firenze, tu da ragazzo, poi sei andato anche a cercare il punk a Londra, però a Firenze ci sei tornato e gira e rigira a Firenze, in un modo o nell'altro ci torni sempre. Perché? Allora, intanto perché Firenze ho moltissimi amici a cui voglio un gran bene, a cui sono molto affezionato, e poi la mia famiglia ormai vive tutta a Firenze, quasi tutta a Firenze, tra Firenze e Massa, diciamo. Però io, insisto, io mi sento molto cittadino del mondo. Dovunque vada, nonostante che mi senta anche straniero, però esattamente come a Firenze, io spesso mi sento straniero anche a Firenze per varie ragioni. Però ecco, sì, mi sento fiorentino ma cittadino del mondo. Ultimamente ho fatto un viaggio in Thailandia, sono stato con la mia compagna, abbiamo visitato l'estremo nord e l'estremo sud dell'isola, andando sempre fuori dalle rotte turistiche, perché se no non si fa i turisti, non si fa i viaggiatori. Invece a me piace viaggiare per scoprire le cose. Ho scritto anche una canzone per me molto importante con questo tema. E quindi diciamo che Firenze mi piace interpretarla anche da straniero. Cioè vederla, cercare di vederla sempre con occhio nuovo, perché quando vedi le cose con un occhio nuovo, le cose, ma anche le persone, con un occhio nuovo, scopri sempre qualche cosa di nuovo. Se invece il tuo occhio si abitua, allora lì forse finisce
tutto il fascino, finisce la magia, finisce proprio tutto quello che si chiama scoperta e quindi il rinnovarsi. Rinnoviamo la casella, dai. Vai. Allora, intanto è rimasta là la Uno. i giochi. Belli giochi. Beh, i giochi. I giochi televisivi come sono stati? La Carrà, cocciante, perché Piero Pelù ha deciso di andare a fare televisione, in fondo, Sì, come sì, uno sì. la prima edizione forse di The Voice of Italy, una delle Una, prime. 2 o 3 ho fatto. 1, 2, 3. Sì. Il primo, Dalla secondo e Carrà, terzo. J-Ax, tu. Esatto. Beh, Ti è piaciuto quel mondo? Ti ha sorpreso? allora, guarda, chiaramente il mondo della televisione ha le sue regole, ha i suoi tempi, soprattutto quando si tratta di magari di trasmissioni non in diretta o ma registrate. No, il bello, chiaramente nella diretta c'è molta più tensione, mentre nelle cose registrate sei un po' più tranquillo, sai che c'hai questo paracadute che se sbagli magari o taglia, no? Non è il caso di questa intervista, stiamo andando benissimo, secondo me non c'è da tagliare niente, regia mi raccomando. No, assolutamente Ci fate niente. scherzi. Beh, The Voice è stato per me una bella scommessa, perché primo, naturalmente andare in televisione in forma così continuativa per un periodo di 4-5 mesi è tanta roba. Nel frattempo facevo anche le tournée, quindi ti puoi immaginare che impegno. Però divertentissimo. Mi è piaciuto andare a The Voice perché in quel caso il mio ruolo non era quello di giudice, perché non mi piace giudicare nessuno, sperando di non essere giudicato, ma questo purtroppo è difficile, è più difficile, ma nel ruolo di allenatore, coach. Il coach. Quindi io ho preso con me in squadra questi ragazzi e ho cercato di trasmettergli tutto il mio sapere, tutta la mia esperienza, tutta la mia passione per la musica e anche tutta la voglia di far capire che il successo è una grande trappola. Quindi, per favore, se volete fare gli artisti, fatelo perché avete qualcosa da dire e non perché volete diventare famosi. Ecco, ma non c'è il Perché rischio che proprio in anche quel se lo diventerete, sarete vuoti, completamente vuoti. Piero, capisci, in quel tipo di televisione non c'è il rischio di generare delle attese, tutti vogliono diventare artisti. Guarda, Perché probabilmente, sì. sai, alcuni puristi, magari di una linea pura, magari qualche tuo amico ti avrà detto, ma che vai a fare in televisione? Ma guarda, all'inizio ho avuto qualche critica, però strada facendo hanno capito la ragione per cui realmente ero lì e si sono appassionati tutti a questa cosa, perché La musica può nascere anche in televisione, allora, non necessariamente in Ma strada, perché noi siamo guarda, cresciuti con la generazione dei cantautori, la Genova di... il bello di The Voice è stato che c'era un'orchestra, una band che spaccava di brutto in studio. C'era un direttore d'orchestra bravissimo con il quale ci mettevamo, io in particolare, a me piace riarrangiare le cose degli altri. Anche nel mio repertorio, quando io suono, per dire faccio il pescatore, lo faccio in una versione speed punk. Se faccio Satisfaction, viene fuori in una maniera come non è mai stata fatta. Idem per Pugni Chiusi e tante altre canzoni che ho fatto, la Garota dei Panema, ho fatto tante cover di altri artisti, magari un giorno farò anche un disco di una raccolta di quante ne ho fatte, ora che ci penso. Però, ecco, quello che conta è mettere sempre la propria anima e la propria faccia anche in quello che hanno fatto gli altri, perché solamente così fai le cose tue, se no diventi una copia. Io, ad esempio, a me le cover band, le tribute band, insomma, mi interessano, ok, va bene, fate la musica mia, quella di Litfiba o di altri, però mi piace quando queste cover band interpretano i pezzi degli artisti e non li rifanno uguali. Un pezzo dei Gotthard non l'hai mai fatto? Belli Gotthard, massimo rispetto, grandi. Una bella band. E come? Vai. Vai. Facciamo 6, bel 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'amore. Perché la gente ti ama? Sì, so. i tuoi fan ti seguono. E come si gestisce poi anche questa carica emotiva che ti danno comunque?
credito? Allora, ti dico la verità, io per tanti anni sempre partendo dal presupposto che per me fare musica è una necessità di espressione mia, di raccontare me stesso e di capire me stesso. Per anni non ho capito più di tanto questa cosa dei fan. Infatti, per dire, il mio fan club l'ho sempre chiamato fun, non fan. Cioè fun, divertimento. Cioè il club del divertimento mi sta bene, il club dei fanatici non mi interessa. Quindi già qui poni una discreta separazione, no? Non lo so, probabilmente quello che tu scrivi, quello che hai dentro può interessare anche ad altri e quegli altri si identificano in quello che tu fai e quindi può scattare una sorta di identificazione, ecco. Sì, e quando è troppo l'amore rischia di essere dannoso da Però parte di un il fanatismo, no, il fanatismo per me è una cosa terribile. È una cosa terribile, lo vediamo un po' sotto tanti aspetti. Noi parliamo di musica, che è una cosa inoffensiva, ma se guardiamo il fanatismo religioso, guardiamo che cosa può generare, o anche il fanatismo politico. Negli anni 70 in Italia tantissimi ragazzi si sono ammazzati per le strade perché uno era fascista, uno era comunista e si ammazzavano in maniera molto pesante. Per fortuna quel momento lì è finito, ora addirittura siamo arrivati quasi al totale disinteresse per la politica, purtroppo, e anzi io invito i giovani, per favore, interessatevi sempre alla politica, perché la politica è quella che condizionerà la vostra vita futura, quindi voi ne siete protagonisti. Tu sei un cantante politico, a ben guardare, perché sembra che o si sceglie l'amore o si sceglie la politica. Ci sono i cantautori dell'amore e i cantautori della politica. Mi piace esprimere le mie idee e soprattutto non mi piace essere preso per il culo dai politici. Ok. È una cosa che proprio non sopporto. Perché lo sai perché? Sì. Perché il politico è una persona che ha molto potere e se tu usi il tuo potere per ingannare le persone non sei una persona onesta. Ok. Vado? Come no, siamo qui per questo. A parte che siamo finiti. Delle bombe. Vedi che questo è il gioco del mondo perfetto, perché noi siamo qui, allora, con la fortuna. Ci siamo tornati sulla partenza. Ma preciso. Preciso. Precisi, ragazzi, guarda il lavoro. La partenza. Vedi, siamo precisi a modo nostro. Come si riparte dopo, quando hai fatto un disco, l'hai buttato fuori, magari ti senti esaurito, stanco, cioè ti manca mai il propellente creativo? Scrivere un disco, chiaramente poi dopo anni, è un'impresa sempre un po' più difficile, come quando tu dici voglio arrivare in cima all'Everest, no? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ecco, dai 6000 in su incominci. Forse sono un po' come le età dell'uomo, no? Fino a 50, 60. Ma dopo 60 magari incominciare. Sì, anche l'energia, che è la tigre di Monpracen. Ti senti tutto incriccato, no? L'animale da palco che sei, buttarci energia, comincia a guarda, il mio mito si chiama Iggy Pop. Ah beh. Il mio mito si chiama Iggy Pop. È lui. Io ho già il mio modello di vita davanti. Sai che avevamo anche qualcosa da mandare, ma allora in extremis, in zona Cesarini, ascoltiamo un po' di musica di Piero Pelù, giusto un assaggio. È bello, sì, un dai. po' di musica sempre. Ti racconto dove l'ho girato sto video. Quale bellezza ci può salvare solo la purezza, scatena i venti, il fuoco, i sensi, i desideri più sommersi, è un'incredibile infusione di vita a vita, pronta ad esplodere, ci scambiamo energie speciali. Allora, dove l'hai girato questo video? Questo è fantastico. Il video di Emilio Uragani l'ho girato a Berlino in un piccolissimo cinema a luci rosse della Germania Est, che i gestori hanno avuto il buon gusto di lasciare intatto. Quindi si respira proprio l'aria degli anni 50, 60, 70 del blocco orientale.
Sì. È meraviglioso, insomma una certa decadenza Che sì. era necessaria Era per necessario. questa canzone. Piero, noi siamo arrivati alla conclusione. Di già? Di già, purtroppo mezz'ora. così Però sei presto. stato preciso, mai guarda l'avrei che- sospettato che tu ragazzi, riuscissi a finire un non giro. vorrei dire, Guarda qua, tracchete. E tracchete, ci siamo. Piero, grazie di cuore per essere stato Ciao. con noi. Com'è Grazie. che vi salutate voi rocker? C'è sempre questo gesto. Pace, amore e tempo per godervela. E voilà, allora, tempo per godervela. Grazie anche a voi per essere stati con noi, ci risentiamo, ci rivediamo sicuramente fra una settimana, come sempre, dopo il quotidiano e prima del telegiornale. Buona serata.